Martedì prossimo, giorno 7 giugno, la CGIL dà appuntamento al Museo San Nicola di Agrigento alle 9:30. Un incontro con tutte le delegate e i delegati, tutto il nostro gruppo dirigenti, i lavoratori della CGIL. Parleremo di pace, lavoro, giustizia sociale, queste sono le nostre parole e camminano insieme. Dopo 77 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non pensavamo fosse possibile una guerra alle nostre porte. Purtroppo l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ci mette sul fatto compiuto e dobbiamo riflettere che non tutto ci è dovuto e per sempre. Ogni giorno bisogna lottare per la democrazia, bisogna lottare per i propri diritti. Lavoro. Noi stiamo restando orfani, in particolare in Sicilia, dei giovani. Il 50% di questi giovani che vanno via sono laureati, abbandonano la nostra terra e preferiscono l'estero non solo perché trovano un lavoro migliore, trovano lavoro, lo trovano migliore e sono di gran lunga pagati. Questo sarà l'impoverimento definitivo della nostra terra, quindi bisogna trovare un modo affinché questi ragazzi vengano utilizzati dalle parti nostre. Pensavamo che la ripresa economica portasse un po' di lavoro e soprattutto lavoro buono, invece in Italia è stato battuto il record del lavoro precario. Lo chiamano flessibilità, si traduce in precarietà, oltre 3 milioni di contratti precari. In questo contesto poi molte imprese denunciano l'impossibilità di avere manodopera. È chiaro che l'impossibilità di avere manodopera scaturisce dal fatto che pagano miserie. Ci sono imprese, ci sono aziende, noi vediamo il pieno negli stabilimenti balneari, nei ristoranti, negli alberghi, dopodiché pagano 500-700 euro per 12 ore lavorative. È una vergogna a cui va messa fine. C'è un problema per le aziende e laddove il problema per le aziende c'è, significa che il governo si deve fare carico di mettere le aziende sane, le aziende che non lucrano, sulla pelle dei ragazzi e dei lavoratori di poter stare nel mercato. Chi invece vuole speculare si deve mettere con le spalle al muro, chiudere quelle aziende e dare spazio a chi è in grado di stare sul mercato rispettando le regole, perché noi abbiamo in Italia oltre 900 contratti collettivi nazionali dei lavori. È una vergogna perché molti di questi nascono con quei sindacati che un tempo si definivano gialli, cioè si fanno un sindacato di comodo, firmano un accordo di comodo per ridurre i diritti dei lavoratori. Allora bisogna fare una legge sulla rappresentatività del sindacato in modo che chi firma un accordo se ne assume la responsabilità rispetto ai cittadini. Giustizia sociale. Noi ormai siamo il paese delle disuguaglianze. Troppa gente guadagna troppi denari che non servono e troppa gente pur lavorando ormai è diventata povera. Troppa gente è costretta ad accontentarsi dal reddito di cittadinanza, perché la manodopera non è vero che non si trova perché c'è il reddito di cittadinanza. Al contrario, finalmente il reddito di cittadinanza crea le condizioni per una giustizia sociale, di non accettare la mancia di poche centinaia di euro per 12 ore di lavoro. In questo contesto, giorno 7, martedì, con il nostro segretario regionale Alfio Mannino, alla presenza del prefetto, delle associazioni, del sindaco di Agrigento, della rete degli studenti medi agrigentina e siciliana, ci confronteremo per raccogliere le istanze e le proposte e portarli a Roma il 18 giugno in un incontro di carattere nazionale con Maurizio Landini.